Come here, ass fuck. Però all'inizio mi sentivo in colpa a prendere in giro sti vecchi, perché non mi sembrano nemici maschilisti così pericolosi. Cioè, sono vecchi, non è che voglio pensare chi li sconfiggerà, il femminismo o il colesterolo. Oh. Alcuni sono troppo vecchi, poverini. Stanno lì per ore a fissare il muro e poi... Ah, le donne sono oggetti! Nonno, come ti permetti? Non ho preso le medicine! Le donne sono oggetti, gli uomini sono piante! Il mio cane ha la faccia di Albano! Però ci rimango male perché quando la sera esco con le mie amiche in minigonna c'è sempre qualcuno che mi fa: con quella minigonna sei una prostituta, non hai una dignità. E so che vestita così sembra una vampira senza cuore, ma io ci rimango male quando sento queste cose, mi viene anche da piangere. Poi però mi fermo e penso: aspetta, se sono una prostituta, perché non mi paghi? Cioè, è vero, non ho una dignità perché queste gambe te le sto mostrando a gratis, io non fatturo, io faccio volontariato. Non dobbiamo farci abbattere da questi insulti sessisti, perché sono ridicoli. Insulti tipo zitta e chiava. Me l'hanno scritto su Instagram, zitta e chiava. Io, dopo una giornata passata a lavorare e a parlare con persone di cui non mi interessa niente, zitta e chiava è l'unica cosa che vorrei fare. Non è un insulto, è più un augurio di Natale. Salve, zitta e chiava. Oh, salve, anche a lei, zitta e chiava, buon Natale. Uno su TikTok mi ha scritto zitta e succhia. Dai, fa ridere la specifica zitta. Quando la tua ragazza ti fa un pompino, che cosa fa? Canta. Non farlo mai più, Sofia. Però devo dire che ho smesso di portare pazienza verso queste persone quando una sera sono uscita per strada da sola di notte, avevo la tuta, la mascherina, per fare la spesa così. Si è fermata una panda accanto a me, è sceso un vecchio e mi ha chiesto se volevo girare un porno con lui. Masturbandosi, perché i dettagli sono importanti. E adesso ci scherzo, però all'epoca ero terrorizzata, sto qua anche cercato di toccarmi il culo e io sono scappata in lacrime verso il mio amico Marco che mi ha detto: vabbè Sofia, cosa piangi? Magari era un produttore di Pornhub che ti faceva fare i soldi. Marco, siamo a Montecchio. È un posto così sconosciuto che pure Povia non fa i concerti da noi. Ma poi, forse non mi hai ascoltato, questo produttore ha la panda. Dove cazzo mi porta quella panda? Alla sagra della salsiccia? Del polente baccalà? Del Soriano in salmì? Siamo a Vicenza, i gatti vanno forte. E lui, giustamente, mi fa: vabbè, ma te cos'è che ti sei messa per attirarlo? Quelle minigonne che è sempre te. Io avevo la mascherina. Cosa c'è di provocante nella mascherina? Cosa ti fa sesso? I chirurghi? I ninja? Hello Kitty? Pensare che una ragazza mettendosi certi vestiti speri di attirarle molestie è come pensare a un uomo che fa l'elicottero col cazzo pensando: potessi volar via da questa città. Ora sono un elicottero, ma un giorno sarò fenice. Ci sono rimasta male, perché quello che pensavo essere mio amico di colpo mi fa: poi Sofia, per te è una molestia perché è vecchio e brutto, ma fosse stato Brad Pitt, cosa gli avresti detto? Beh, avrei detto: Brad Pitt, hai una panda? È una molestia perché è una cosa che non vuoi ricevere. Sì, ma a parte questo, mettiamo caso, quel pezzo di sesso di Brad Pitt si trova a Montecchio, su una panda, a molestare me. Non sono eccitata, sono preoccupata per lui. Che ti è successo, Brad? Cioè, ero sconvolta. Io pensavo che queste cose le dicessero i vecchi, non il mio amico di 20 anni. Infatti non è più un mio amico, anche se giorni dopo ho cominciato a pensare: ma non è che ho attirato io quel vecchio? No, aspetta, no. Non è colpa mia, avevo la tuta, non mi si vedeva il culo.
Sì, ma il vedo non vede sexy. Ah, allora sono davvero una troia.